Le ragioni della mobilitazione di oggi e dello sciopero naturalmente sono per salvare l'apparato industriale della Sardegna e della Sardegna centrale insieme alla Sardegna più in generale. La grave crisi che ha travolto il sistema produttivo industriale ha bisogno di un sforzo davvero importante, sinergico da parte della Regione ma soprattutto da parte del Governo, dentro un processo, dentro un percorso di politica industriale nazionale. La Sardegna centrale deve essere dentro questo percorso soprattutto nell'ambito della chimica e dell'industrializzazione. Da questo punto di vista chiediamo che il Governo si impegni di più e con maggiore forza nei confronti dell'ENI. L'ENI non può abbandonare esattamente così come sta facendo la chimica in Sardegna. Chiediamo al Governo di esercitare tutta la sua forza, essendo anche l'azionista di maggioranza di questo comparto. Dietro questo naturalmente poi ci sono gli altri comparti produttivi che stanno soffrendo, ai quali bisogna che la Regione dia risposte concrete e naturalmente speriamo anche positive. Bisogna aprire immediatamente un confronto col Governo nazionale volto a ripristinare e a consolidare l'apparato industriale, ma a rilanciare anche in termini di nuova progettualità tutto il sistema produttivo regionale.